Allora, siamo qua con Caterina, che è un avvocato che lavora con le organizzazioni sindacali di Kiev. Oggi ha partecipato alla manifestazione del 1° maggio. Adesso passerò a lei la parola perché vuole dare un messaggio di ringraziamento a tutti i varesini che l'hanno accolta. Ciao, thank you for trade union members and this organization that I can be part of this day, because unfortunately I can't be the part of celebration of our day in my country, but I'm sure that after all these ways to new solidarity between our countries when Ukraine returned independence, we will be very strong together and we'll make a lot of things. Ringrazio tutti i varesini e ringrazio per essere qua oggi. Avrei voluto essere ovviamente nel mio paese per partecipare a questa manifestazione, ma anche essere qui è importante perché è l'inizio di un dialogo e ha un grande valore di solidarietà. I want to tell you that solidarity is very important for peace in this world, and it will help, of course, to all people to be stronger together. La solidarietà è importante per costruire la pace e per permettere alle persone di essere forti insieme. Unfortunately, now Ukrainian citizens don't know the world, its safety and future, but we are thanks for Italian people that we know what is today and normal safety today in their country. Purtroppo le popolazioni ucraine non sanno oggi il significato del vivere in sicurezza, però ci auguriamo che nel futuro questo possa avvenire. And if, of course, our trade unions can help Italian people like Italian trade unions help us now, we will be glad to help, me for sure, while I'm here. Spero che nel futuro, auspico che sia possibile aiutarci a vicenda anche come organizzazioni sindacali tra l'Ucraina e l'Italia. Grazie.